Da eterna incompiuta diventerà nel giro di un paio d'anni un efficiente parcheggio a più piani in centro città. Infatti si appresta ad essere aperto il cantiere per il completamento del parcheggio pluripiano di Piazza Rosselli. La struttura, da anni abbandonata all'incuria e al degrado, sarà realizzata con il coinvolgimento dei soggetti privati, la cosiddetta finanza di progetto. Questa mattina vi è stata la cerimonia di consegna dei lavori in presenza, tra gli altri, del sindaco di Agrigento Marco Zambuto. Nel 1992 si sono effettuati, i primi lavori che si sono conclusi nel 1995. Una vicenda che è stata ripresa successivamente negli anni e che oggi finalmente portiamo a conclusione con il procedimento del project financing che era stato iniziato e che oggi viene portato finalmente alla conclusione con l'individuazione del soggetto che ha vinto la gara. Parliamo di una gara e di un investimento che farà il privato di 9.300.000 euro per lavori secondo contratto che dovranno durare 24 mesi, ma noi spingeremo affinché in 18 mesi possa questa struttura essere pronta. Allo stato attuale l'opera di pubblica utilità è un mostro di cemento nel cuore di Agrigento. La struttura nel corso degli anni è stata deteriorata dagli agenti atmosferici. Vi sono infiltrazioni d'acqua che hanno danneggiato i materiali di costruzione. Il denaro pubblico investito nella prima tranche dei lavori è andato in rovina. La parte sottostante è utilizzata dai senza tetto e dagli extracomunitari come rifugio e dormitorio. I lavori per il completamento del parcheggio pluripiano di Piazzale Rosselli inizieranno tra 2 settimane e saranno effettuati dalla Soredil SRL, un raggruppamento di imprese, per l'esattezza sono 3, che si sono aggiudicate la gara d'appalto. La realizzazione del parcheggio è direttamente collegata con la risistemazione di tutta la piazza Vittorio Emanuele, nella quale saranno eliminati gli attuali posteggi esistenti davanti alla prefettura, il genio civile, la questura e la piazza lato nord alla caserma dei carabinieri, e al loro posto sarà creata una nuova viabilità con spazi abbelliti da piazze e zone di fruizione solo pedonale. Parliamo di circa 550 posti auto per il piano terra che sarà dedicato ad attività commerciali, e poi collegato con questo progetto vi è il rifacimento di Piazza Vittorio Emanuele. Ritengo che si tratti di un investimento importante, oltre che dal punto di vista economico, dal punto di vista del miglioramento complessivo nei confronti dei cittadini, degli automobilisti, che daremo una boccata d'ossigeno importante al tema della mancanza dei parcheggi nella nostra città.